Bene, buonasera a tutti, benvenuti a questa serata dedicata all'archeologia con l'Associazione Culturale UNEBU. Ospitiamo in studio l'archeologa Nadia Canu, che ringrazio per aver accettato l'invito e per partecipare a questa rassegna. Intanto saluto tutti i nostri soci ONEBU, naturalmente, più tutti gli amici che ci seguono dai circoli sardi. So che ci seguono ad esempio dal Messico, dall'Argentina, dal Venezuela, dal Brasile, dall'Australia, anche se loro hanno un fuso orario leggermente diverso. Poi ci sono i nostri circoli italiani, il circolo di Madrid di Gianni Garbati, CNUSA, quindi saluto tutti, saluto anche chi ci segue dalla Sardegna naturalmente, che sono gli appassionati che ormai seguono questa rassegna perché si sono innamorati di questa materia, alla quale voi, Nadia, dedicate la vostra vita professionale. Allora, io direi di iniziare subito. Allora, anzitutto presento Nadia. Nadia è un'archeologa classica, che è responsabile del settore educazione e ricerca della soprintendenza di Sassari e Nuoro, quindi abbiamo un funzionario di alto livello che oggi ci parla di archeologia, quindi ne approfitteremo anche per qualche curiosità legata appunto al tuo difficilissimo compito. Hai scelto di parlare delle Domus de Janas. Non contenta di ciò, da archeologa classica, hai detto, ma io voglio parlare di alcune domus in particolare, che sono, quindi sei entrata ancora più in profondità, che sono quelle decorate. Quindi oggi apri per noi un segmento che non abbiamo ancora trattato nella nostra rassegna, perché parliamo generalmente di nuraghi e pozzi sacri. E quindi con entusiasmo ti dico che saremo curiosissimi di vedere queste recenti acquisizioni che hai fatto, perché tu naturalmente scavi e quindi le ascolteremo di prima mano. Avremo tantissime immagini da mostrare, quindi la nostra classica oretta si allungherà un pochino, probabilmente diventerà un'ora e un quarto. Niente, direi che possiamo fare un'introduzione su queste sepolture millenarie. Diciamo, inquadriamole cronologicamente a grandi linee, non facciamo un discorso accademico, altrimenti scappano tutti. No, non siamo mai. Sì, ma so che tu sei una bravissima divulgatrice, quindi non avrò nessun problema. Allora, Nadia, ti ringrazio nuovamente, ribadisco i ringraziamenti, quindi ti dico, introduci queste casette dei funti. Allora, innanzitutto, appunto, come tu hai sottolineato, la mia preparazione universitaria, diciamo, è di archeologa classica. Però se ho scelto di presentare questo argomento è perché da alcuni anni, appunto, da quando io sono diventata, insomma, funzionario nella zona del Sassarese, perché prima mi occupavo del Sarcidano, del Nuorese, quindi di zone più interne e più nuragiche, diciamo così. Da quando sono stata trasferita nel Sassarese, diciamo, sono stata proprio catapultata in questo mondo sotterraneo. E diciamo per una serie di circostanze fortunate, tra cui anche la presenza e la grande attività di una serie di associazioni sul territorio, diciamo che siamo riusciti a intanto aggiungere dei nuovi tasselli alla conoscenza delle Domus Deianas decorate e quindi ad aggiungere proprio delle nuove Domus che abbiamo pubblicato. E poi abbiamo fatto una serie di iniziative di divulgazione per il pubblico che ci hanno dato grande riscontro e grande soddisfazione. Quindi è per questo motivo che, trattandosi di un tema a me molto caro, veramente ho scelto di condividerlo, anche perché, come tu giustamente dici, quando c'è nel lavoro anche l'entusiasmo e la passione, le persone se ne accorgono e questo si vede chiaramente così online, non so se si percepirà, ma in presenza di solito riesce meglio. E quindi è per questo, e questo è il motivo che mi ha spinto proprio a
a presentare questo tema. Ecco, quindi volevo dirvi che proprio l'introduzione, quella relativa a cosa sono le Domus Deianas, l'inquadramento cronologico, eccetera, è proprio presa dalla mostra che insieme all'Associazione Archeofoto Sardegna abbiamo realizzato con Ercole Contu e appunto ci ha dato dei riscontri di pubblico veramente grandi, e quindi tutte le immagini che condividerò in questa prima fase sono quelle selezionate con Nicola Castangia, che insieme a me ha curato questa mostra. Quindi se vogliamo iniziare la presentazione. Sì, Nadia, allora andiamo avanti, share screen, ok, condivido, qui chiudo, presentazione, dall'inizio. Sì, e vai Ok. direttamente alla seconda. Sì. Allora, appunto, questa è la locandina, la locandina della mostra di cui vi ho parlato, che è stata inaugurata nel 2017 e che era introdotta da una sezione che parlava appunto in generale delle Domus Deianas. Allora, andiamo avanti. In Sardegna si contano migliaia di grotticelle artificiali scavate a scopo funerario nella roccia, nascoste nel grembo della terra e mimetizzate nel paesaggio. Vengono chiamate Domus Deianas perché gli antichi credevano che fossero abitate da minuscole creature fatate, le Ianas appunto, intente a intessere fili d'oro alla luce della luna, vegliare sul sonno dei bambini, castigare gli avidi e i bugiardi. Andiamo avanti. Allora, secondo il recente studio di Giuseppe Attanda, le Domus Deianas sono circa 3500. Sono state realizzate a partire dalle fasi conclusive del Neolitico sardo. Andiamo avanti. Quindi in alcune di esse, sono stati trovati materiali relativi alla cultura di San Ciriaco, databile intorno al 4200 a.C., mentre il periodo di massima realizzazione coincide con la cultura di San Michele, che comprende invece il IV millennio a.C. Poi questo fenomeno prosegue nell'età del rame, che si sviluppa quindi nel corso del terzo millennio. Ovviamente queste tombe scavate nella roccia risultano spesso utilizzate e modificate nel corso delle epoche successive e anche fino all'età contemporanea. La loro distribuzione riguarda tutto il territorio sardo, salvo la Gallura, e l'areale di principale espansione è proprio quella nord-occidentale dell'isola, quindi nel Sassarese, in particolare in corrispondenza delle aree dove ci sono proprio i terreni, la geologia calcarea, il fenomeno dell'ipogeismo raggiunge proprio il suo apice, sia per la densità sia per la ricchezza nelle decorazioni. Andiamo avanti. Allora, le Domus Deianas vengono classificate da Ercole Contu sulla base del loro aspetto esterno, quindi gran parte di esse sono realizzate sul fronte verticale o a forte pendenza di un bancone roccioso, come per esempio la necropoli di Ena di Cannuglia a Bessude. Andiamo avanti. Di questa serie anche la necropoli di Prunittu a Sorradile. Ancora avanti. Abbiamo poi le domus nelle rocce isolate, come questo caso, quello più famoso della roccia dell'elefante. Andiamo avanti. Altre tombe sono state realizzate invece su spianate rocciose, come la necropoli di Angeloruio ad Alghero, che conta ben 38 tombe. Quindi in questo caso l'accesso poteva avvenire tramite un breve pozzetto o un corridoio discendente, che a volte poteva essere provvisto anche di gradini. Invece quelle realizzate sui declivi collinosi sono di solito precedute da un corridoio ascendente. Andiamo avanti. Aspetta un attimo perché mi stanno comunicando che le slide non stanno andando avanti. Mi potete dare aspetta un attimo che devo uscire.
Tutto a posto? Ah, ok, no, niente, mi comunicano che invece sta andando Tutto tutto bene. bene. Sì, Strano, quindi io ok. Tu continuo. continua, ok. Sì, sì, Quindi continuo. riprendiamo da qui, da Angelolulio, andiamo avanti, dovremo trovare la tomba 4 invece di Chiaramonti Murroni, infatti. Quindi, dopo le cerimonie funerarie, il portello d'accesso veniva richiuso con una lastra appositamente lavorata, quindi che chiamiamo il chiusino, e si pensa che anche il pozzetto o il corridoio d'accesso venissero riempiti di terra. Quindi da questo portello, che solitamente è una forma trapezoidale o rettangolare, con gli angoli arrotondati, si accede a queste camere sotterranee scavate nella viva roccia e si entra nelle dimore realizzate per i defunti dagli antichi abitatori della Sardegna preistorica. Andiamo avanti. Quindi, oltrepassato questo portello d'accesso, si entra in un mondo sotterraneo variegato. Queste tombe possono avere schemi molto semplici ridotti a una sola cella, fino ad assumere le forme più complesse. Questa che vediamo, ovviamente in una sua riutilizzazione più tarda, è la tomba del capo di Bonorva, che addirittura ha 17 celle. Andiamo avanti. E quindi è praticamente un'articolazione planimetrica veramente complessa, ma ne abbiamo un'altra avanti, la tomba maggiore di De Asile a Ossi, che addirittura ha ben 21 ambienti. In questo caso le celle si sono moltiplicate, probabilmente in tempi successivi, in base alle necessità e alle esigenze della comunità. Andiamo avanti. Ancora a livello di planimetrie, diciamo però che le planimetrie più frequenti, diciamo quelle canoniche e classiche, sono quelle a forma di T, dove appunto abbiamo il corridoio, la prima cella all'ingresso che viene chiamata anticella, esatto, poi la cella principale, che è la più grande, che si pensa che potesse avere anche delle funzioni rituali, e poi invece le celle laterali dove normalmente venivano effettuate proprio le sepolture. Le planimetrie che vedete sono quelle della tomba di Sincanto a Puttifigari, quindi Eh, planimetria staccato assonometrico. Scusa Nadia, ti faccio una domanda prima di andare avanti. Allora, il corridoio, quindi il dromos, come viene chiamato tecnicamente, compare in quale periodo? Cioè, le domus nascono come cellette normali scavate nella roccia, ma questo corridoio di ingresso ci Sì. può dare un'indicazione dell'evoluzione delle domus? Allora, diciamo che inizialmente l'accesso avveniva proprio tramite il pozzetto e questo dice tramite pozzetto Sì. e quindi questo è presente anche nelle sepolture ipogeche più antiche riscontrate in Sardegna, che ancora non chiamiamo Domus Deianas, che sono le tombe, quelle di Cucurussarriu, che riguardano un periodo ancora precedente, che è quello di Bonoeghino. Quindi, invece, in un periodo successivo si trova sia facendo il portello, diciamo, sul fronte della roccia e sia appunto anche col corridoio, il modo di esternalizzare la tomba, cioè le prime attestazioni, quelle a pozzetto, chiaramente non sono facilmente visibili dall'esterno, invece qui anche l'esterno assume una certa monumentalità. Diciamo che in generale il corridoio veniva fatto anche nelle tombe insomma successive come quelle che conosciamo per esempio a Macomera Filigosa, però per esempio in questo caso di Sincantu per quanto pubblica il suo scopritore Gian Mario De Martis, ne parlerò anche un po' più in là, la tomba di Sincantu è diciamo considerata diciamo un progetto unitario e quindi anche lo stesso corridoio che si conclude con quel padiglioncino deve essere visto nella fase, diciamo così, costruttiva della tomba, che in questo Perfetto. caso sulla base dei materiali comunque più antichi trovati è sempre neolitico recente, quindi stiamo parlando insomma della fine del quinto e poi quarto millennio avanti Cristo. Perfetto. Grazie. Ok.
Allora, continuiamo, quindi siamo arrivati invece all'interno delle nostre Domus Deianas. Come abbiamo visto, queste Domus Deianas non si differenziano solo per le planimetrie, ma tra i circa 3.500 ipogei censiti ve ne sono una piccola percentuale, quindi allo stato degli studi attuali 220 circa tombe, che al loro interno presentano decorazioni con motivi scolpiti e dipinti. Quindi questo cosa sembra indicare? Sembra indicare che la società della Sardegna preistorica non fosse in qualche modo una società egualitaria, ma venissero distinte al suo interno dei diversi ceti sociali. Quindi andiamo avanti. Questa è la tomba 2 di Buesuemontes. Allora, l'aspetto più interessante di queste tombe è che nella viva roccia, quindi attraverso la scultura e la pittura, viene riprodotta la casa dei vivi, quindi il soffitto a doppio o unico spiovente o a semicerchio, le colonne, i pilastri, semipilastri, lesene, zoccolature, fasce, banconi, tavoli e focolari. Le pareti sono inoltre decorate da segni di tipo magico e religioso che possono essere scolpiti, incisi e dipinti. Andiamo avanti. Quindi lo scavo di queste case dei defunti nella roccia avveniva con diversi tipi di strumenti littici. Siamo ovviamente nel Neolitico, quindi strumenti in pietra. In pietra. Sì, di cui riconosciamo profondi solchi verticali sulle pareti, appunto si tratta dei picconi, fatti normalmente per esempio anche in selce. Poi per rifinire le pareti si usavano dei percussori a 3 punte e lisciatoi, e infine le parti in rilievo venivano decorate con l'ocra. Quindi andiamo avanti e veniamo invece alle parti simboliche delle tombe. Quindi intanto le false porte, una porta cieca, la falsa porta, è scolpita in alcune Domus Deianas, in genere nella parete di fondo della cella principale, ed è segnata da scorniciature orizzontali e verticali e con l'architrave ben in rilievo. Come sottolinea Ercole Contu, non si tratta però solo di un elemento architettonico che richiama la dimora dei vivi, ma in questo caso è un segno di natura magica, rituale, religiosa e funeraria. Quindi sostanzialmente il concetto della porta dell'aldilà che si chiude per separare definitivamente il mondo dei vivi e il mondo dei defunti. Esatto, Sì. e quindi in questo viaggio senza ritorno che è insomma il mondo delle tenebre, però che è anche un mondo dell'aldilà, perché se a questi defunti veniva costruita una casa, vuol dire che vi era la credenza appunto di una vita nell'oltretomba. Andiamo avanti. E qui sempre mi rifaccio alle parole di Contu, queste le leggo perché le sue definizioni sono sicuramente inarrivabili. Quindi, come la casa dei vivi va difesa dall'azione dei cattivi spiriti tramite il misterioso potere delle divine entità che creano e difendono la vita, così le stesse entità difendono la dimora sotterranea del defunto e con lui i vivi stessi. Il simbolo più comune è quello delle corna bovine, interpretate come simbolo del toro e perciò della divinità maschile. Lo schema bovino viene rappresentato nelle tombe una o più volte, con l'intento di moltiplicare l'efficacia magica e protettiva. Si trovano svariati esempi in cui le corna, raffigurate in uno schema rigido rettangolare e a U, sono inserite le une dentro le altre in 2, 3 o anche 4 coppie verticali che adornano e proteggono un portello interno o una falsa porta. Andiamo avanti. L'altro motivo più frequente è quello delle spirali, quindi anche qui le parole di Contu. Salvo che vi sia da riconoscere un'altra diversa e maggiore stilizzazione di questi bovini con corna all'ingiù,
Altri messaggi sono da cogliere nelle spirali che si riscontrano in alcuni ipogei. Infatti, per confronti col vicino Oriente, si può pensare alla rappresentazione di una dea degli occhi che potrebbe identificarsi con la dea madre, e in quest'ultimo caso le spirali corrisponderebbero agli occhi e al loro magico potere. Meno plausibile sarebbe l'idea che le spirali rappresentino un altro animale oltre il toro, cioè il muflone o l'ariete, anch'essi simboli maschili per l'eccellenza. Quindi, Contu, esprimiamo conclusivamente il nostro parere che queste spirali siano da interpretarsi come occhi contro il malocchio. E quindi qui, diciamo, chiudiamo la parte generale. Ascolta Nadia, mi viene in mente adesso che questa doppia spirale che hai appena descritto è interna alla domus, invece a Pimentel c'è una domus, cioè una serie di domus, in effetti è un bancone roccioso con tante domus scolpite, dove nell'ingresso, quindi sopra la porticina d'ingresso, è scolpito diciamo, un simbolo uguale a questo. Ci può essere una differenza fra scolpirlo al di fuori e scolpirlo all'interno della tomba, oppure non è detto? Allora, diciamo che il fatto che in alcune tombe venissero realizzate decorazioni scolpite anche nel corridoio, quindi quello che noi archeologi chiamiamo dromos, dà anche a questa parte della tomba e all'esterno della tomba una sua, diciamo così, funzione sacrale. Per quanto riguarda le spirali, però, io distinguerei quelle come questo tipo, appunto come queste di Baldedu, oppure come quelle di Perfugas, che appunto Lalo Schiavo denominava tomba dell'Ariete, invece da altre tombe dove le spirali sono, diciamo, messe in maniera meno, diciamo, ordinata, ok? Sono messe in maniera meno ordinata, come per esempio può succedere a pala larga, l'abbiamo vista nell'immagine di copertina, sia nella tomba 7 sia nella tomba 3, dove è presente il pilastro con le spirali scolpite, quello però non ce l'ho nella presentazione, oppure appunto come capita per esempio appunto a Pimentel o anche insomma a Montessu. Diciamo che su questo simbolo della spirale, sul significato di questi simboli, chiaramente noi oggi possiamo fare solo delle proposte di interpretazione, ma sì, diciamo che non abbiamo il codice di Esatto. comunicazione dell'artista che le ha realizzate, quindi possiamo solo andare avanti per interpretazioni, giustamente. Andiamo, Nadia, adesso proprio questo tipo di, diciamo, di Baldedu e della Domus dell'Ariete da quelle invece dove le spirali si trovano un po' a profusione nella tomba, insomma, in maniera meno sistematica. Ok. Sì, qui stiamo iniziando la seconda parte. Ok, allora nella seconda parte invece vi volevo proprio raccontare quali sono state le recenti acquisizioni, quindi andiamo avanti. Come vi ho accennato prima, io a partire dal 2015 ho avuto insomma questo cambiamento nel territorio, mi sono avvicinata a casa e mi sono avvicinata a questo mondo delle Domus Deianas. Qui vediamo la carta realizzata dalla professoressa Tanda con la distribuzione delle Domus decorate e vediamo che c'è una netta differenza tra quanto sono frequenti, diciamo così, nel Nord Sardegna e quanto invece sono un po' meno presenti nella parte sud. Quindi chiaramente è ovvio che lavorando nella soprintendenza che ha più tombe decorate in assoluto, è facile imbattersi e insomma avere a che fare con questi meravigliosi monumenti. Quindi prima di iniziare andiamo avanti, voglio ricordare le 3 scoperte che secondo me sono proprio fondamentali, fatte da persone grandi archeologi che mi hanno preceduto in soprintendenza, quindi la scoperta della tomba dei vasi tetrapodi avanti, scoperta da Ercole Contu. E quindi andiamo avanti, dovrebbe uscire la scritta, no? Aspetta, ecco qua.
Ok, esatto. Lui appunto dice i risultati dello scavo furono superiori a ogni aspettativa perché la tomba era rimasta sigillata e quindi si rinvennero 447 reperti in coerente successione stratigrafica dal Neolitico all'inizio dell'età del bronzo e quindi questo scavo diciamo è quello che ha consentito proprio di chiarire il periodo di utilizzo delle Domus Deianas e quindi è la pietra miliare dello studio delle Domus Deianas. Andiamo avanti. L'altra grandissima scoperta sempre di Contu, la tomba dipinta di Tiesi, di Mandrantine, appunto lui talmente non credette ai suoi occhi quando c'entrò che pensò addirittura che si trattasse di una fase romana e invece si tratta del principale esempio di tomba dipinta, questa insieme alla tomba di Palalarga che abbiamo visto in copertina. Andiamo avanti. Eccola. L'altra grandissima scoperta è quella della tomba di Stincanto a Puttifiga, rifatta invece da Gian Mario De Martis, anche lui un grandissimo archeologo attivo nello studio delle Domus Deianas. E queste che vedete sotto sono alcune parole prese dal diario, dal giornale di scavo. Quindi voi, insomma, è una grande emozione anche prendere questo giornale di scavo e vedere quando dall'anticella loro riescono a entrare nella cella principale, si percepisce proprio anche dalla calligrafia lo stupore di chi entra per la prima volta dopo tanti millenni in questo ambiente meraviglioso e così armonioso. Andiamo avanti. Ascolta Nadia, no, aspetta. Sì, Questo simbolo scolpito sembra sì. forse un bacile. Diciamo, è scavato o è in rilievo? No, allora questo è scavato è interpretato normalmente come come focolare, Ah, quindi un abbiamo focolare, visto ok. che sì, e tra l'altro il focolare più grande riscontrato, credo uno dei più grandi riscontrato nelle Domus Deianas è di circa 1 metro ed è costituito da 4 cerchi concentrici, quindi che man mano vanno approfondendosi, cioè la Mm, parte centrale, la coppellina al centro e la parte più incavata, diciamo così. ok, ok. Mentre questa è una Credo falsa sia porta. l'unico, sì, sì, una Aspetta, falsa qui vedo porta. che questa falsa porta però è Sì, stata sì, rovinata. Qui hanno cercato di aprirla. esatto. Cosa è successo? Allora, questo succede spesso, Mm, quindi purtroppo non solo a Stincanto, questo danneggiamento a Stincanto è stato fatto credo intorno al 2006, quindi non è un danneggiamento molto antico. È mm. stato fatto dopo la scoperta, quindi al lato della scoperta la falsa porta era integra. E cosa è successo? Succede che, come spesso succede, nei siti archeologici circolano queste voci di tesori nascosti, eccetera, eccetera, quindi qualcuno ha ben pensato, tra l'altro con un martello pneumatico, perché si vede proprio sì, sì, si vedono proprio le tracce, diciamo, ha ben pensato di provare a scavare la roccia per vedere se dietro trovava non so cosa, la pentola dell'oro, non lo so. Ma Insomma, e purtroppo questo è stato un brutto sfregio che insomma questa tomba meravigliosa sicuramente non si meritava e questo mm. chiaramente ci pone davanti al problema della tutela perché chiaramente chi si deve occupare della tutela spesso deve prendere la decisione che non è molto popolare di chiudere questi ipogei, però è Certo. chiaro che se non c'è un'adeguata sorveglianza, un adeguato controllo, questi sono dei problemi che veramente Ma capisci bene che, possono Nadia, manifestarsi. sono 3.500, come ha detto giustamente il censimento Certo, della non si Tanda, quindi possono controllare tutti, è chiaro. difficile, sì, sì, sì. Poi Andiamo sono avanti. spesso in luoghi isolati, certo. Mm, Allora, quindi veniamo proprio a quella che è stata, insomma, fino a questo momento la mia attività. Come vi ho accennato, grazie a una serie anche di associazioni molto attive sul territorio, mi piace citare in particolare l'associazione dei ragazzi di Uri, Archeo Uri, ma soprattutto andando in tombe anche già note, però con diciamo dei sistemi di illuminazione un po' più efficienti, diciamo siamo riusciti a identificare una serie di nuove tombe. Quindi andiamo avanti. Per esempio, nel territorio di Uri, pensate, le segnalazioni che hanno fatto questa associazione ha portato le Domus Deianas da 17 note a 27, quindi facendo incrementare proprio davvero tanto il patrimonio archeologico del comune. Andiamo avanti. Andiamo avanti.
Sì, Ancora? allora, questa mi devi perdonare, no, indietro, torna indietro. Mi devi Sì. perdonare, ma quella sì, quella che precede è l'unica diapositiva con tante Non torna scritte. indietro, Non aspetta, torna aspetta, sto cercando di indietro, si tornare indietro, rifiuta. Si rifiuta. ma non Allora torna. ve la dico a voce. Allora, lì erano Sì, elencate le tombe che abbiamo appunto studiato e pubblicato grazie alle segnalazioni di ArcheoUri in particolare. Quindi questa sì. prima, che è la tomba a prospetto architettonico di Monte dei Suvreideru, che è stata rilevata con Antonello Farina ed è stata pubblicata con il dottor Melis. Poi la tomba di Usini di Scala de Saffigu, la quinta, la tomba 17 di Partulesi di Tireddu e poi infine abbiamo fatto anche dei lavori di scavo a Baldedu che hanno permesso di vedere i motivi scolpiti diciamo completamente. Se torni un attimo indietro, questa tomba a prospetto architettonico, cioè è una delle famose praticamente tombe di giganti scolpite nella roccia, sempre anche queste sono tradizionali diciamo del Sassarese. E questa in Ecco, qui, particolare, sì, sì, Nadia, scusami se ti ho sì, interrotto, scusami ancora. Io non ti dimmi, vedo, quindi ti interrompo mentre sì, parli. sì, Sì, perfetto, in effetti qui si nota chiaramente la facciata che è stata completamente lavorata come se fosse una esatto, facciata di tomba di giganti. esatto. Ma questo in che periodo è stato fatto? Si sa Questo è questo? stato fatto nel periodo nuragico, quindi queste sono delle tombe che nell'età nuragica, quindi diciamo intorno più o meno al 1600 a.C., vengono scolpite sul fronte della roccia. E questa in Perfetto. particolare, andiamo avanti, sapete che le tombe dei giganti hanno la stele, diciamo, centinata e sopra la stele ci sono tre fori. Questa tomba era particolarmente, diciamo, ci ha stupiti perché dentro abbiamo trovato tre piccoli bettili, che potrebbero essere quei bettili che venivano proprio infilati lì sopra. Ma a noi La adesso questo celebre non ci... triade Esatto, betilica. Ne approfitto sì. per dirti che allora, le immagini in avanti vanno, non riesco più a tornare Indietro no, indietro, quindi vabbè non fa mi niente, dispiace. devo fare così, non ti preoccupare. Va Allora, bene. però a noi non interessa in questo caso l'esterno di questa tomba, ma ci interessa l'interno, perché Mm. per realizzare questa tomba a prospetto, i nuragici si sono serviti in realtà di una domus deianas realizzata nel Neolitico e che nel Neolitico era stata realizzata con un meraviglioso soffitto scolpito con, vedete, la trave centrale. Poi se guardate anche verso il fondo, le foto, insomma, sono difficili in quella situazione, c'è anche una protome sulla parete di fondo. Adesso andiamo avanti e lo vediamo nei rilievi. Ecco, vedete, questa è la planimetria della tomba con il soffitto scolpito. Andiamo avanti. Ecco, questa è invece la sezione che ci fa vedere la parete di fondo, vedete quello è l'interno, però dietro si intravede questa protome. Ok, Ah, quindi anche questa questa grandissima. sì, molto grande. Quella cella, diciamo, i due ambienti sono uniti e quella cella insomma, è larga circa 6 metri, la parte dove la protome dovrebbero essere sui 4 metri. Sembra Andiamo quasi una avanti. barca. Non è che sia una barca questa, è grandissima. Diciamo che lì, insomma, rispetto allora, l'interpretazione che viene data correntemente è che si tratti appunto di protomi, però Mm. diciamo ci sono anche studiosi che avanzano questa ipotesi, cioè che Ah, non ecco. tutte siano protomi, ma che per esempio qualcuna possa essere anche, perché no, una barca. Lo Io diceva l'ho anche Taramelli, del io l'ho resto detto questa... ingenuamente, il primo impatto, però ho una deviazione professionale proprio sulle barche, quindi vedo Ecco. barche dappertutto. Va Comunque bene, noi le chiamiamo corna a barca così non sbagliamo, ecco. va bene. Andiamo Ok, avanti. sì. Ecco, qui per farvi vedere anche la difficoltà di rilevare questi ambienti, questi che vedete adesso sono in pensione, ma sono Antonello Farina, il nostro mitico disegnatore, e il geometra Paolo Loriga, che insomma nei miei primi anni di attività da archeologa mi hanno accompagnato e mi hanno anche insegnato tantissime cose. Quindi questo insomma vuole essere anche un ringraziamento a loro che si sono anche prestate a condizioni di lavoro diciamo non proprio esattamente comode. Andiamo avanti.
Allora, la seconda tomba che abbiamo aggiunto al catalogo delle tombe decorate è la tomba 5 di Scala de Sa Figu, quindi si trattava di una necropoli nota, studiata, però dove mai si era andati nel dettaglio. Quindi andiamo avanti. Una tomba tra l'altro rovinatissima, quindi utilizzata per il ricovero degli animali, sono stati abbattuti tutti i muri divisori delle celle, insomma dentro questa tomba è stato fatto un po' Disastro, sì, uno sì. sfascio, un disastro. Dove vi ho inserito quelle piccole stelline azzurre sono i punti invece dove con delle lampade orientandole, insomma un po' attraverso dei giochi di luce, appunto siamo riusciti a vedere queste nuove decorazioni scolpite che non erano state registrate. Quindi andiamo avanti. Il rilievo qui è stato fatto con i colleghi di Edimburgo, Guillaume Robin e Florian Soula, e poi la necropoli di Scala de Sa Figu era già stata catalogata anche da Antonella Fois, l'archeologa di Florinas, e quindi abbiamo coinvolto tutti quanti in questo studio. Allora, questa è la prima decorazione su un pilastro. Vedete la protome, qui sono evidenti le corna bovine e il muso appunto sempre del toro. Andiamo avanti. Su questa parete, la parete di fondo, invece si vede una parte, la metà è conservata della falsa porta, quindi quello è il pilastro e poi sopra in pratica la parte superiore, esatto, a punta in alto, ok, perfetto, Sì. avanti. E un'altra decorazione è su questa parete, doveva occupare questa parete, questa è quella che si vede meno bene, vedete come proprio è mal conservata la tomba, ma andiamo avanti, nel rilievo si vede meglio, e quindi lo Ecco, schema era di questo tipo, quindi era uno schema triplice, quindi con le due cornabarca appunto che sormontavano il portello e poi insomma queste laterali nella parte sottostante. Andiamo avanti. Sembra quindi impossibile, ma non era neanche stata rilevata questa tomba che invece abbiamo scoperto a Etireddo, a Partulesi. Quindi Partulesi, una necropoli proprietà del comune, conosciuta e straconosciuta. Ebbene, questa è la tomba, diciamo che qui abbiamo una tomba a prospetto che ne comprende tre, una in fila all'altra, la 14, la 15 e la 16. L'ultima che vediamo lì, esatto, è la 17 ed è proprio lì che abbiamo scoperto, andiamo avanti, la presenza, come vedete nell'anticella, di due corna di quelle iscritte. Questo è un tipo di corna allunato che trova un confronto specialmente in quelle della necropoli di Noeddale a Ossi. Andiamo avanti così vediamo le fotografie. Poi siamo ai Tireddu, ma questa segnalazione è stata fatta ugualmente dai ragazzi di Archeouri, che quindi insomma veramente in questi anni si sono dimostrati attivissimi e veramente hanno segnalato tantissimi nuovi siti. Andiamo avanti. E quindi per chiudere questa carrellata abbiamo fatto anche questo in collaborazione col comune di Chiaramonti e con la sede operativa di Perfugas. Abbiamo avviato un intervento di pulizia e scavo di questa piccolissima tomba, la tomba di Baldedu. E andiamo avanti. Una tomba, come vedete, che era completamente ingombra dal sedimento, dalla terra, e quindi rendeva veramente anche difficile l'accesso. Quindi per entrare bisognava essere veramente abbastanza magri. Quindi, insomma, inizialmente in sì, questa insomma, tomba. strisciare dentro come molte volte Esatto. capita. Se Ma vediamo la quando, prossima, Nadia, ma quando guarda strisciate la dentro, poi a prossima. volte, Vai aspetta, avanti. a volte quando entrate dentro strisciando trovate anche delle ossa, quindi camminate proprio sui defunti Allora, o non quello, a capita? volte sì, per esempio in alcune tombe, adesso io non dirò il nome, però sì, in questo caso di Baldedu, devo dire la verità, non c'era neanche un osso.
e quindi con nostro No, grande ma... disappunto. Ecco, quindi vedete lo scavo Ah, ecco, qui ci sei proprio tu che... esatto, per darvi anche un'idea delle dimensioni, perché magari molte volte dalle fotografie sembra che questi ambienti siano grandi chissà quanto, invece poi si tratta veramente di ambienti ristretti e piccolissimi. Qui tenete conto che io ho anche le gambe piegate all'indietro, perché insomma la larghezza di questa anticella più o meno dovrebbe essere di 1,60 m e la profondità di 1,20 m, quindi proprio un ambientino piccolo piccolo. E quindi se voi pensate che il portello era ingombro di terra per più di metà, era proprio difficile anche entrarci. Andiamo avanti. Fortunatamente anche il collega Luca Doro che ha collaborato allo scavo di questa tomba e anche lui insomma riusciva a passarci. E questo che vedete vicino invece è il proprietario del terreno dove si trova la tomba, il signor Marras, che ci ha consentito proprio l'accesso e ci ha assistito per tutte le attività. Quindi chiaramente un ringraziamento qui va al comune ma anche al proprietario. Avanti. No, Ecco, qui abbiamo il ok. Qui disegno... abbiamo le planimetrie, i disegni realizzati sempre da Antonello Farina, quindi qui vediamo l'esterno. All'esterno, tra l'altro, non abbiamo approfondito lo scavo, ma abbiamo individuato probabilmente insomma delle strutture affioranti. Noi abbiamo pensato a una sorta di anche di corridoio dolmenico come quello che c'è nella vicina tomba di Perfugas, la tomba dell'Ariete. Andiamo avanti. Ah, questa Ecco, l'abbiamo già vista prima. Sì, queste sono le sezioni, chiaramente adesso le vediamo nel rilievo e quindi la parete laterale con questa spirale che abbiamo già visto prima, il simbolo a fianco sulla destra, che è un simbolo che per esempio la Tanda mette in una sua categoria, in una categoria a parte da solo, pensa che magari possa trattarsi anche di un'arma, insomma su questo simbolo c'è un po' di... Insomma, non è stato beh, ma ancora un'arma, siamo sicuramente nell'età della pietra, identificato. E non so, siamo insomma, nell'età noi della pietra. abbiamo proposto magari anche una figura idoliforme, però Sì, forse insomma, una dea. abbiamo detto prima, su questi simboli, insomma, io non mi sbilancio, mi attengo alle parole degli studiosi, diciamo, proprio del settore, e però credo che comunque già fornire i rilievi sia comunque un importante contributo Sì, per lo sviluppo di vorrei solo queste aggiungere questo, conoscenze. Nadia, che essendo dei monumenti dell'età neolitica, quindi non c'erano ancora le spade in metallo, o questo segno è stato fatto successivamente, allora potrebbe anche rappresentare una spada, altrimenti dobbiamo attenerci a una divinità, a una dea. Non- spade non Diciamo c'erano. che questo rimane proprio da solo, quindi non si può confrontare con nient'altro, Ecco, è un quindi proprio per unicum. questo simbolo ogni interpretazione rimane aperta. Va Invece bene. quelli che vediamo nella parete di fondo sono dei segni già più noti perché abbiamo appunto sempre le corna del tipo a barca, che tra l'altro qui si ripetono in piccolo anche nella parte in basso a decoli, sì Sì, esatto, sembra un e poi altarino. sì, e poi abbiamo questa serie di motivi a V che ritornano in diverse altre tombe. Avanti. Denti di lupo. Allora, ecco qua. Sì, questo è lo spaccatassono metrico, sempre realizzato da Antonello Farina, che ci dà proprio un'idea di tutte le decorazioni interne. Ok. E questa, insomma, è la fotografia dopo lo scavo, quindi che ci permette di apprezzare proprio bene tutto questo rilievo e di averlo rilevato completamente. Avanti. Allora, poi, quindi questa è diciamo la parte delle attività scientifiche, poi qui vi ho voluto mettere una serie anche di attività che comunque servono per promuovere presso non solo diciamo, tra gli specialisti, ma anche tra il grande pubblico questi monumenti. Quindi abbiamo fatto una serie di pubblicazioni portate avanti a mezzo stampa, adesso vai avanti ancora. Questo era un articolo su Archeo e andiamo ancora avanti, addirittura un articolo su una rivista in russo,
quindi abbiamo cercato un po', insomma, di espanderci. Andiamo avanti. Abbiamo fatto tantissime manifestazioni per il pubblico, queste sono forse le cose che in questo periodo di Covid nel lavoro mi mancano di più, perché ne organizzavamo veramente 2 o 3 al mese e quindi erano sempre delle belle occasioni comunque per incontrarsi e per confrontarsi con il pubblico, anche per trasmettere questa, diciamo, di trasmettere un po' l'amore per questi monumenti, per fare in modo che tutta una comunità se li prendesse a carico. Allora andiamo avanti, questo è a Murrone, questo è a Baldedo, alla fine dello scavo, quindi abbiamo fatto la giornata di scavi aperti, avanti. Questa a Puttifigari, come vedete spesso erano delle manifestazioni a cui accorreva Popolatissima. una marea di gente, sì, esatto. Sì, si Questo intravede, è si di intravede Stincanto, l'ingresso. esatto. Qui addirittura, siccome si poteva entrare in pochi per volta nella tomba, le visite sono andate avanti per circa 7 ore. Quindi ho fatto 7 ore Non insomma, di stop. spiegazione non stop, avanti. Ecco qua, sì, eccolo qua Questa però è un l'ingresso. altro Sì. giorno con i bambini. Questa è stata fatta con la ludoteca, quindi proprio specifica per i bambini, avanti. I bambini bisogna coinvolgerli sempre. Esatto, e questi in particolare sono i bambini che ci hanno dato più soddisfazioni, sono i bambini della scuola primaria di Chiaramonti, ormai adesso sono alle scuole medie, e questi bambini hanno seguito un progetto per 3 anni, quindi dalla terza alla quinta elementare, adottando la necropoli di Murrone a Chiaramonti, quindi in collaborazione ovviamente con la cooperativa Sarundine che gestisce il Museo di Perfugas, che è una delle cooperative veramente dove si fanno i laboratori didattici più belli, fanno lo scavo archeologico, fanno la scheggiatura della pietra, l'accensione del fuoco, fanno tante cose bellissime. E con questi bambini e il concorso Adotta un monumento andiamo avanti. Questi bambini per 3 anni di fila si sono posizionati, quindi un concorso nazionale, hanno vinto prima la medaglia d'argento, poi la medaglia d'oro, andiamo avanti, ma attenzione, nel 2018 addirittura la medaglia d'oro stellata, quindi proprio il riconoscimento massimo. Il E per noi è stata massimo. una grandissima soddisfazione. Saranno dei futuri archeologi questi, chissà che qualcuno di loro non vada Speriamo avanti di no. nella carriera. Speriamo Speriamo di di no. no. Andiamo avanti, un'altra diciamo, iniziativa che ci ha veramente riempito d'orgoglio, che è stata seguitissima, la mostra di cui vi ho parlato, e appunto la prima parte introduttiva era tratta dai pannelli di quella mostra. Quindi nell'ambito della mostra su Ercole Conto e la scoperta della tomba dei vasi tetrapodi andiamo avanti. Abbiamo girato un video documentario con la regia di Andrea Fenu, e questo documentario, che peraltro è visibile anche su Videolina perché è stato dato su Videolina, quindi se googlate Ercole Conto Videolina trovate il video e lo potete vedere se non l'avete visto. E questo film ha vinto il premio come miglior film di archeologia preistorica all'Archeo Film Festival di Firenze, quindi la più importante rassegna di questo tipo in Italia. Andiamo avanti. Non solo ha partecipato a una serie di altre rassegne, andiamo avanti, e addirittura è finito, pensate, negli Stati Uniti d'America alla rassegna Archaios Film Festival, dove appunto negli Stati Uniti è stato premiato con il premio alla carriera per professor Conto. Quindi nessuno di noi, quando insomma è andata a fare questo sopralluogo con professor Conto alla tomba dei vasi tetrapodi, poteva immaginare poi che la cosa avesse tutti questi risvolti. Quindi questo ci ha proprio dato grandi soddisfazioni. Andiamo avanti. Ugualmente parlando in termini di valorizzazione, una delle cose, diciamo, che siamo riusciti a fare, ma non senza molto impegno, perché per convincere la redazione
di Alberto Angela ci è voluto più di un anno di insistenza, un anno dove insomma io li ho tampinati, gli ho mandato materiali, immagini, articoli, insomma affinché questi stremati sono venuti, hanno fatto i sopralluoghi e hanno deciso, tra una serie di necropoli che avevano visto, di girare la puntata sulle meraviglie della Sardegna proprio alla necropoli di Sant'Andrea Priu a Bonorva. E quindi qui vedete appunto Alberto Angela, Bonorva. sì, dentro la tomba del capo di Bonorva. E queste sono andate in video nel Vorrei dire a chi 2019. ci sta ascoltando che adesso ci sarà, diciamo, il clou della serata con Nadia, perché andremo a vedere una Abbiamo tomba tempo, io non lo assai... so, e io non so se tu vuoi chiudiamo qua, se no se abbiamo tempo No, io voglio andare parlo avanti anche di perché questa. io direi di andare Allora bevo un avanti po' perché questa d'acqua un immagine... attimo. Sì, va bene. Tieni conto che ci sono quasi 200 persone che ci stanno ascoltando in diretta e chi si tratterrà per i prossimi 10 minuti vedrà delle immagini veramente incantevoli che andremo a visitare virtualmente. Una tomba che è diventata celebre non da tantissimo. Beh, non è diventata celebre da tantissimo perché non è stata scoperta da tantissimo. Quindi la scoperta di questa tomba è stata fatta nel 2008 nell'ambito di un censimento che l'amministrazione comunale di Bonorva e la soprintendenza hanno condotto. In quegli anni c'era l'archeologo Francesco Sartor, coordinato dalla mia collega, la dottoressa Luisanna Usai, e insomma è stato fatto proprio il censimento del parco archeologico del Parco di Mariani e tra le varie scoperte è emersa questa settima tomba della necropoli di Palalarga. E quindi una tomba eccezionale perché ha uno stato di conservazione eccezionale e si presenta nel suo interno completamente dipinta. Quindi insieme alla tomba di Mandrantini di Tiesi è la più importante testimonianza di Domus Deianas dipinta della Sardegna. Andiamo avanti. Che non mi ricordo neanche cosa ho messo. Ah, ok. Allora, questa tomba è stata, a partire dal 2016, è stata oggetto di una serie di interventi, quindi qui vedete in particolare gli interventi che sono stati condotti dal CCA di Roma, quindi da Roberto Nardi, lo stesso Nardi, insomma, restauratore delle statue di Montiprama. Monteprama. Esatto. Sì. E quindi qui abbiamo una fase della pulitura, andiamo avanti. Aspetta che hanno rallentato, ok. Ok, il trattamento biocida quindi effettuato per contrastare tutti, per esempio, quei funghi che comunque colonizzano lo strato lapideo, quindi funghi, muffe, eccetera. Avanti. Aspetta che ti ho persa per un attimo, vado avanti con le immagini. Avanti, sì, avanti. Ok, sei andata un po' a tratti, quindi non ho sentito. Ok, e qui invece vediamo insomma la rimozione delle radici che si erano infiltrate dalla parte superiore della tomba e che quindi causavano insomma problemi alla roccia e anche problemi di infiltrazione. Avanti. Quindi questo è il gruppo del CCA che ha appunto che ha lavorato a questo intervento. Andiamo avanti. Anche nel caso della tomba di Palalarga, allora come succede in certi casi, diciamo che intorno a particolari monumenti si sviluppano tutta una serie di polemiche, che ne so, nel caso di Palalarga c'era una serie di interrogazioni parlamentari, per esempio, oltre a numerosi articoli. Beh, diciamo che da qualche anno noi abbiamo iniziato a dare conto di tutte le operazioni che vengono effettuate nella tomba. Quindi, per esempio, abbiamo fatto anche un servizio al TG3 nazionale, alla rubrica Fuori TG, che è stato seguitissimo, ha fatto, non so, qualcosa come 200.000 visualizzazioni. Sì, Perché con Giorgio allora, Galleano, che sì, salutiamo perché esatto. è un caro amico che ci sta seguendo sicuramente. Esatto,
Comunque, diciamo che quando di una cosa si inizia a parlare in maniera, diciamo, trasparente, quindi dicendo stiamo facendo questo, questo e quest'altro, lo stiamo facendo per questo, questo e quest'altro motivo, allora diciamo che le polemiche iniziano a scendere. Diciamo, in questi casi, a mio parere, la trasparenza è molto importante. Quindi andiamo avanti. Quindi cosa abbiamo fatto? Appunto, abbiamo iniziato a fare una serie di conferenze, anche queste, insomma, ovviamente al momento interrotte per i motivi che sappiamo, però abbiamo fatto anche un esperimento. Allora, questa tomba, come abbiamo detto, è la massima testimonianza di tomba di Domus Deianas dipinta in Sardegna. Quindi il fatto cos'è? È che il microclima interno di questa tomba è quello che mantiene intatte queste pitture. Pertanto, il fatto di non aprire questa tomba al pubblico è dovuto al fatto di proteggerla. E allora, ogni volta che per esempio noi entriamo e subito ci chiudiamo dietro la porta, entriamo con i calzari, perché magari nelle scarpe potremmo portare delle spore che poi vanno all'interno della tomba e la inquinano. Però attenzione, perché anche la nostra presenza, la presenza delle luci, comunque porta un cambiamento all'interno di un microclima interno molto molto delicato. Quindi questa tomba è soggetta a monitoraggio da circa 3 anni, quindi viene rilevata costantemente temperatura e umidità. Questi fattori si mantengono veramente costanti durante l'arco dell'anno e quei ragazzi che avete visto all'interno della tomba hanno fatto parte, diciamo così, di un esperimento. Quindi noi abbiamo registrato gli ingressi di questi ragazzi che abbiamo premiato perché erano dei ragazzi che avevano partecipato a un altro progetto archeologico. Questi erano i ragazzi della prima media di Bonorva e li abbiamo premiati facendoli entrare per fare questo esperimento, quindi misurando poi la temperatura della tomba dopo aver fatto questi ingressi scaglionati e per esempio abbiamo visto che la situazione della tomba per tornare, diciamo, al microclima ottimale, insomma, e questo è successo dopo 15 giorni. Quindi pensate, l'ingresso nella tomba, per essere, diciamo così, metabolizzato dalla tomba, ha bisogno di tutto questo tempo. Allora, quindi chiaramente voi capite che questa tomba è proprio difficile che possa essere aperta a un pubblico, diciamo così, a un flusso di turisti normale. Inoltre aggiungeteci che si trova in un punto veramente difficile da raggiungere e dove soprattutto quando piove e anche con i fuoristrada diventa quasi impossibile. Qui vedete una serie di fuoristrada che si erano proprio, insomma, non riuscivano ad andare avanti. Esatto, andiamo avanti. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una missione internazionale in Francia e siamo andati dai colleghi di Pont d'Arc che hanno realizzato la più grande replica archeologica del mondo, quella della Grotte Chauvet. Si tratta delle più antiche pitture del mondo, quindi databili al Paleolitico superiore, e i francesi hanno realizzato una copia perfetta di queste pitture. Quindi la grotta, diciamo, originale è chiusa al pubblico. Noi in realtà abbiamo avuto anche la fortuna di entrare perché come missione internazionale ci hanno fatto entrare e invece i visitatori visitano la replica. Ma io vi assicuro che quando si entra dentro la replica, dopo un minuto ci si dimentica di essere dentro una replica. È una riproduzione straordinaria. Quindi noi siamo andati lì per vedere come hanno realizzato questa replica e appunto è in progetto e anzi sta entrando nelle fasi dal vivo. Io ti sento, ti avevo realizzazione. perso per qualche istante. Mi hai perso, quindi stavo parlando del fatto che siamo andati a vedere come avevano realizzato questa replica in Francia, proprio con una missione internazionale. E quindi, seguendo, diciamo, questa strada, il comune di Bonorva sta procedendo alla progettazione della replica della tomba di Pala Larga, quindi seguendo proprio questo modello
che siamo andati a vedere in Francia. E quindi diciamo, per ora è possibile anche una visita virtuale. Se andiamo avanti, noi abbiamo, ecco, questa è proprio la replica, all'interno della replica, quella di prima era la grotta originale. Andiamo avanti. E quindi noi abbiamo realizzato, sì, abbiamo realizzato un modello tridimensionale della tomba che è stato realizzato a cura di Gianni Alvito, che qui vedete all'interno diciamo, nelle fasi di lavorazione. Andiamo avanti. Una parte, diciamo, la cella principale può essere esplorata. Se voi andate a questo link potete esplorare la tomba, e quindi questo è l'esterno, chiaramente. Andiamo avanti. Questo è online, quindi chiunque si può collegare e si può girare all'interno della cella principale. Andiamo avanti, questo è un lato e poi c'è l'altro lato. Ok, e qua invece è il modello tridimensionale, vi volevo far fare una breve visita. Quindi questa è la tomba vista dall'alto, quella è la cella d'ingresso, l'anticella. Nel cerchietto che vedete in rosso c'è il focolare dell'anticella. Questa è l'unica Domus Deianas dove ci sono due focolari, uno nell'anticella e uno nella cella principale. Andiamo avanti, entriamo quindi nella prima cella, nella cella numero 1. In questa cella ci sono delle decorazioni appunto rosse, e all'interno di quei campi in giallo anche lì c'erano delle decorazioni a spirali. Andiamo avanti. Qui stiamo entrando nella cella principale e vedete davanti a noi si vede il pilastro, e davanti al pilastro il focolare, in questo caso è scolpito con 3 cerchi. Avanti. Ecco, questa vista ci fa vedere il soffitto scolpito di questa tomba, dove sono presenti appunto la trave centrale, che è proprio scolpita con un grandissimo verismo, sembra davvero un tronco di legno anche molto nodoso, è molto naturale come effetto. E poi nei lati ci sono ovviamente i travetti laterali, che anche questi sono dipinti. Sembra proprio una di quelle tronco. Vecchie case della nonna. Sì. Ma infatti io dico sempre, c'è una grande differenza, per esempio, tra quello che vediamo a Sincanto e quello che vediamo a Pala Larga. Sono i soffitti scolpiti, più o meno hanno le stesse dimensioni, siamo sui 6 metri, però uno è perfetto, regolare, armonioso. Invece questo appunto non so, questo sembra proprio quasi il senso dell'antichità, il senso di essere fatto con un tronco, con dei legni. Naturale. Esatto, sì. Sì. Quindi andiamo avanti. Allora, questi sono i pannelli che sono in pratica, appena si entra in questa cella principale, noi ci giriamo a destra e a sinistra e troviamo 2 pannelli che vedete hanno il riquadro rosso, e all'interno in pratica ci sono scolpite delle protome a barca iscritte una dentro l'altra. Queste sono le uniche decorazioni scolpite che sono nella tomba, quindi ce ne sono 2, una di questa a destra e un'altra a sinistra del portello d'accesso. Avanti. Questa invece è la cella più famosa, la cella dove si trovano le spirali. Queste spirali sono state realizzate con l'ocra rossa, la cui cava è situata a neanche 100 metri dalla tomba, quindi è vicinissima. La cosa bella è che quando si è all'interno si vede proprio che questa ocra è stata data con le dita della mano, e quindi si vede il solco delle 3 dita, si vedono addirittura le impronte digitali. Quindi noi proprio qui entriamo in contatto con l'artista che ha realizzato questa meravigliosa decorazione. Andiamo avanti. L'ultima cella rappresenta invece il motivo a scacchiera. Questo è nel tetto.
È particolare perché hanno iniziato da una parte e dall'altra e poi al centro non si sono trovati, come spesso succede, quindi al centro c'è una piccola discrasia, quindi questa è una particolarità di questo soffitto. Andiamo avanti. Quindi abbiamo finito, qui vedete i propri soffitti nel modello tridimensionale, vedete il motivo della scacchiera. Un motivo a scacchiera probabilmente c'era anche nella cella a destra, che è quella dove sono le spirali, però in questo caso non si è ben conservato, però sembra proprio di leggere le tracce. Quindi io spero di essere riuscita un po' a farvi provare l'emozione di entrare con me in questa bellissima tomba, nell'attesa che si riesca a realizzare questa replica che potrà essere visitata, speriamo, insomma, da tutti e in sicurezza, senza più questa pandemia. E non siamo Nadia, neanche andati troppo tardi, è stata un viaggio, sì, infatti ne approfitto per 5 minuti per farti un paio di domande che ho visto che Ok. le facevano durante il tuo racconto. È stato un racconto, proprio un viaggio, è meraviglioso. Una Ascolta Nadia, galoppata. allora la prima domanda è questa. Come venivano sepolti i morti, cioè la posizione e l'eventuale corredo? Allora, su questo noi non abbiamo tantissimi elementi. Perché? Perché purtroppo cosa succede? Che, come vi ho detto, le Domus Deianas spesso sono riutilizzate e quindi cosa succede? Che quando vengono riutilizzate, proprio la parte delle sepolture, delle deposizioni, veniva spesso sconvolta. Inoltre a questo cosa ci dobbiamo aggiungere? Ci dobbiamo aggiungere che gli scavi fatti fino a un certo periodo non erano eseguiti, diciamo, con delle modalità particolarmente attente a questi elementi. Cioè in alcuni scavi neanche si raccoglievano le ossa, questo insomma fino a qualche decennio fa. Però grazie al cielo abbiamo qualche caso fortunato. Per esempio mi piace citare il caso che ho seguito della tomba quarta di Murrone. Allora, questa tomba quarta di Murrone è stata scavata nel 2014 a Chiaramonti, e quella la stessa che abbiamo visto col portello, col chiusino posizionato vicino al portello. Sì. Allora, dentro quella tomba ci sono due cellette, una tomba particolare, insomma ci sarebbe da fare una conferenza solo su quella, ma è stata scavata da Pino Fenu, che ha fatto un rilievo attentissimo ed è riuscito a individuare una serie di connessioni anatomiche e ha fatto dei rilievi veramente precisi. Quindi questi rilievi sono stati utilizzati insieme allo studio delle ossa dall'antropologa, quindi la Consuelo Rodriguez, che ne ha fatto proprio uno degli argomenti della sua tesi di dottorato presso l'Università Autonoma di Barcellona. Salutiamo anche Consuelo che E sicuramente salutiamo ci anche sta Consuelo e guardando. anche Pinofeno, Anche giustamente. P, certo. Esatto. E quindi da questo si è potuto capire, per esempio, che questi defunti intanto erano un certo numero ed erano di varie classi di età. E inoltre erano deposti su un fianco in posizione, diciamo così, un po' rannicchiata, rivolti verso, con la faccia verso l'esterno. Quindi da questa tomba quarta di Murrone sembra un po' confermarsi quello che alla fine si era visto nelle tombe di Cucurizarrius, che però sono del periodo di Boneghino e quindi insomma non Un po' sono più ancora antica. propriamente esatto, però anche lì avevamo la sepoltura. Sfortuna vuole che in questa tomba si sono trovate solo ossa e si sono trovati pochissimi frammentini di materiale. Noi abbiamo anche fatto una pubblicazione, però poi dobbiamo fare una serie di integrazioni a questo studio e quindi ancora non è Ritarderà pubblicato, un però pochino. speriamo insomma di riuscire a completarlo quanto prima e a darlo alle stampe quanto prima, perché appunto l'abbiamo fatto insieme a Pino Feno e Consuelo Rodriguez e anche Luigi Sancio che ha fatto la parte invece litologica. Quindi Da speriamo di geologia, sì. recuperarlo. Salutiamo anche Luigi, anche lui, caro amico, che Esatto. ci segue sempre, anche noi seguiamo lui. Va bene, Nadia, sono le 8:10, hai parlato per 1 ora e 10, io non ti ho interrotto.
perché mi sto godendo la scenografia, perché ci hai portato delle immagini straordinarie. Tra l'altro ringraziamo tutti i fotografi che partecipano, Nicola veramente. Castangia, ma ce ne sono tantissimi. E quindi è stato un bel viaggio, ti ringrazio. Saluto tutti gli amici che ci hanno ascoltato. Eravamo mediamente 200 in diretta, quindi immagino che questa tua serata andrà veramente vista da migliaia e migliaia di persone. Qui, aspetta, vado a un commento di un amico. Dice Alex, bellissimo viaggio dentro Sabala Larga, complimenti vivi alla dottoressa Canu, uno dei migliori, forse il miglior webinar mai visto. Addirittura, grazie quindi Alex. ne devo fare di più, perché io non ne faccio mai, perché insomma un po' non mi trovo molto bene con questa modalità, però di riospitarti, perché sei stata chiarissima. La divulgazione, sai, dobbiamo approfittarne in questo periodo, perché quando noi facciamo le nostre serate Unebu, che sono partecipatissime in presenza, quando le facevamo, partecipavano sempre 150 persone in diretta dal vivo, quindi erano delle performance, però voi siete lontani, vivete un pochettino lontano, quindi mi veniva difficile invitarvi. Ercole Contu è venuto diverse volte da noi, poi è venuto a mancare, lui mi chiedeva sempre, dai Pierluigi, organizza che vengo a trovarvi, quindi poi è venuto a mancare. Lui aveva proprio questa esigenza di parlare di archeologia, di esternare insomma le sue conoscenze, di continuare proprio a divulgare. E infatti in questo lui lo diceva proprio, cioè diceva che per riuscire a passare realmente, insomma, anche le nozioni, se si fa con la passione, con l'entusiasmo, si riesce anche meglio, insomma, a parlare del proprio lavoro. L'energia si moltiplica. Va bene Nadia, io ti ringrazio, saluto tutti i nostri amici. Venerdì prossimo sarà con noi un'altra archeologa, Emina Usai, che saluto, che anche lei ci segue sempre, che ci parlerà del nuraghe Domubeccia di Uras e del nuraghe Cucurada di Mogoro, entrambi oggetto di scavo da parte appunto della dottoressa Usai. Grazie a tutti, un caro saluto, ci vediamo venerdì prossimo. Buon fine settimana a tutti. Arrivederci.